all'ascolto di Telepace, ben trovati a Missione Mondo. Ecco, quest'oggi come sempre d'altronde vi saluto dagli studi di Telepace e insieme a me gli ospiti di quest'oggi sono la Silvana Ninni Vaggi e poi accanto a lei c'è la Giusy Corbelli e suo marito Tanino Musso. Ben trovati. Grazie. Ecco, con loro vogliamo parlare di un viaggio che hanno appena recentemente compiuto, un viaggio che vi ha portato fino in Uganda. E lascio dire a voi, proprio alla Silvana, come nasce l'idea di questo viaggio appunto che vi ha portato in Uganda. Allora, nasce in un modo molto semplice. Allora, il precedente è che io ho una piccola associazione che si chiama Che Arte Onlus, che si occupa in particolare di portare progetti di arte e espressività in situazioni di povertà e disagio. Quindi questo, diciamo, è l'inizio. Con Giusy e Tanino la cosa importante è che siamo colleghi di lavoro. Ecco, lavorate in Rai a Milano. Lui è fortunato, è ancora in pensione. Sì, molto fortunato. E quindi da un incontro, una chiacchierata che abbiamo fatto, c'era questo desiderio di fare un viaggio in Africa, ma soprattutto di poter portare anche le proprie competenze in una situazione appunto in Africa. La precedenza è che avevamo già in corso dei piccoli progetti con delle ragazze più giovani, già di 2 anni, in Uganda in una scuola. Quindi sedendoci proprio a tavolino al bar abbiamo cominciato a pensare come potevamo fare insieme questo progetto e Giusy e Tanino hanno deciso di coinvolgersi con l'associazione e quindi a luglio abbiamo preso le ferie e siamo andati in questa situazione. Ecco, io posso solo dire che io già conoscevo un po' la storia della scuola, la storia di questa scuola sostenuta da APSI, e per me è stato molto importante vedere, stando dentro, vedere qual è stata la reazione di 2 amici a cui io ho detto pochissime parole, non ho detto molto, quindi è stata una sorpresa anche per me capire come loro hanno affrontato questo. Ecco, la cosa più importante proprio diceva la storia di questa scuola, ecco, la lascio dire alla Giusy, ecco, se può davvero inquadrare un po' di che si tratta, che scuola, perché pare davvero una scuola anche con tanta originalità, soprattutto nell'insieme delle altre scuole in Uganda. Assolutamente sì. Questa è una scuola che è inserita in un contesto molto particolare perché è uno slam, è abitato da persone che provengono dal nord e che sono fuggite dal territorio dove abitavano per via di una guerra civile tremenda. Questa tribù si chiama Acholi. È arrivata su questa collina alla periferia di Kampala e si è insediata lì in condizioni di grandissima precarietà, perché molte delle donne, delle mamme erano malate di AIDS, molti bambini erano in condizioni di salute molto precarie e quindi si sono insediati in questo posto e l'incontro, diciamo, che ha cambiato la vita di quella collina, di quei bambini, degli abitanti e delle donne di quel luogo deriva dall'incontro con Rose Businge, che è un'infermiera ruandese che ha studiato in Italia e che era incaricata di distribuire gli antiretrovirali e ha realizzato che queste donne non volevano curarsi, non avevano intenzione di curarsi. Avevano vissuto esperienze davvero drammatiche che avevano probabilmente tolto loro la speranza di una vita diversa. Le immagini che stanno scorrendo ci sono appunto tante donne. Sono le donne che hanno ricominciato a vivere, che hanno deciso a un certo punto di cogliere questo messaggio straordinario di Rose, che è un messaggio che dice che ciascuno ha un valore infinito, e hanno raccolto, diciamo, questa sfida straordinaria e hanno cominciato a spaccare pietre in una cava per avere i soldi per dar da mangiare ai propri figli.
E da lì è iniziato questo percorso, oggi le si vede ballare eccetera in questo posto incredibile che si chiama Meeting Point, dove loro si incontrano regolarmente e dove vengono date loro istruzioni per la salute dei bambini e per, diciamo, per le loro cure. Però insieme a questo ballano, cantano, stanno insieme e hanno maturato un desiderio di futuro per sé e per i propri figli, che poi è sfociata nella realizzazione di questa scuola. Appunto, come diceva, sì. Lo chiedo a Tannino, che diceva appunto che la scuola nasce dall'iniziativa proprio di queste donne. Sì, esatto. Queste donne che riescono a mettere insieme un piccolo capitale, ma è già una partenza formidabile, perché fino a quel momento non esisteva la concezione del risparmio. Per loro era una voce inesistente. Lì mettono via questi soldi e insieme alla Rose danno vita a questo progetto. Nasce questa scuola, un signore del luogo regala l'appezzamento di terra, che è un grande triangolo meraviglioso, perché riescono con le proprie mani a livellare il terreno, fare dei piccoli sbalzi anche perché è una collina, e oggi è una scuola che, grazie anche al suo direttore, che è Andrea Nembrini, è diventata nel panorama di tutte le scuole dell'Uganda la 70ª su 600 circa scuole che ci sono. Sì. In questa scuola la cosa che viene portata avanti nell'educazione è quella che i bambini hanno una loro identità e che bisogna rispettarli. Per cui tutte le mattine c'è un appello, vengono chiamati tutti per nome, divisi in classi, sì. E tutti i lunedì fanno anche, quando si ritrovano all'ingresso della scuola prima della lezione, cantano l'inno ugandese e l'inno della scuola. Sì, cantano sì. E c'è un momento proprio di ritrovo insieme al preside, agli insegnanti. Questa cosa che diceva Tannino dell'appello non è scontata, cioè per noi è normale pensare che si arriva in classe e c'è l'appello. Bisogna considerare che le classi delle scuole normalmente sono composte da 60 bambini, quindi sono classi enormi. L'appello non viene fatto, nel senso che non c'è l'abitudine sostanzialmente, e la cosa importante è che, diciamo, il metodo educativo su cui si fonda il loro sistema è purtroppo comprende diciamo così, l'uso della violenza, tra virgolette. I bambini vengono picchiati e viene considerata una cosa normale. Addirittura ci sono famiglie che scelgono scuole dove questo metodo è particolarmente valorizzato, perché sta un po' alla base dell'idea che è quello che serve per educare. Nella scuola invece, in questa scuola dove noi abbiamo lavorato, la condizione posta agli insegnanti è che i bambini non si picchiano. Ecco, su alcune cose ci ritorniamo, perché è proprio un cambiamento di mentalità. Intanto vediamo appunto tanti bambini, le immagini che stanno scorrendo così. In questa scuola quanti bambini ci sono? Diceva 60 per classe, a volte anche di più. Ecco, non in questa scuola. In questa scuola le classi sono di numero inferiore. 30-35 sì. bambini al massimo. Sì. 45. Noi abbiamo lavorato, sì, nelle classi erano 45 bambini, la primary, la prima e la seconda. Quindi abbiamo lavorato poi con il totale di 90 bambini. Ecco, comunque parliamo di paesi, l'Uganda come il mio paese, ci sono tantissimi bambini, a volte non si riesce neanche ad accogliere tutti quelli che vorrebbero proprio frequentare la scuola. Questi metodi di cui si parlava, a volte anche, come dire, cioè il fatto che ci sono tanti bambini è quasi anche un modo per scoraggiarli a volte e dire: guarda che se non stai qui comunque c'è qualcun altro, che, cioè è tutto un contesto che appunto andrebbe in qualche modo riorganizzato e cambiato.
Ecco, avete già toccato alcuni aspetti proprio dell'originalità di questa scuola, inizialmente, che nasce proprio per, come dire, valorizzare soprattutto l'identità della persona. Giusy, ci può un pochino approfondire questo aspetto? Come viene proprio fatta? Sì. Allora, diciamo che questo è proprio, diciamo, il fondamento su cui la scuola e il progetto educativo è costruita, nel senso che questa è una scuola che nasce dal gruppo delle donne, nasce dall'incontro con Rose, nasce soprattutto da questo principio che è quello che ha dato vita a tutto quello che poi è arrivato e che è proprio legato al valore infinito di ciascuno, no? Quindi noi ci siamo in qualche modo diciamo, appoggiati, collegati a questo principio e abbiamo pensato, appunto, cercando di mettere a frutto le competenze che abbiamo, perché tutti, appunto, lavoriamo in televisione, facciamo tutti lavori diversi, ma abbiamo pensato a come il concetto di identità e di valorizzazione di ciascuno potesse in qualche modo concretizzarsi attraverso gli strumenti che noi potevamo offrire. E quindi abbiamo pensato al ritratto fotografico, diciamo no, parte con le competenze di Silvana. Silvana da anni si occupa di bambini e di arte, quindi sicuramente lei ha pensato al linguaggio che potevamo utilizzare per, diciamo così, per dare completezza a questo progetto, quindi inserendo i contenuti propri dell'associazione di Silvana, appunto, che arte, a cui noi poi ci siamo inseriti, e quindi sicuramente utilizzando questo canale, questo strumento dell'utilizzo di tecniche artistiche insieme ai bambini, abbiamo aggiunto il ritratto fotografico. Quindi... Ecco, poco fa c'erano delle immagini proprio di questo lavoro di cui ci stai parlando, appunto, con delle fotografie già che vediamo, i ritratti, e poi soprattutto col nome che c'era sulla... E infatti, appunto, l'idea era quella, lavorando sul tema dell'identità, siamo partiti dal nome, che, diciamo, in qualche modo ci presenta come esseri irripetibili, unici, perché abbiamo quel nome, quella faccia, e quindi abbiamo iniziato, appunto, con un disegno individuale piccolo, bello, perché ciascuno ha espresso se stesso anche attraverso, diciamo, questo primo approccio con il progetto, rivelando anche delle capacità di cui le maestre non erano a conoscenza, cioè dei piccoli talenti pittorici, erano formidabili. Alcuni raccontavano in questi piccoli disegni la propria storia o la memoria che gli è stata tramandata. In alcune c'erano scene di violenza, cioè esplosioni, quindi alberi caduti e teste mozzate. Loro non le hanno vissute, ma le hanno sentite dire e memorizzate. Sì. Altre invece facevano riferimento molto esplicito a situazioni che hanno vissuto, tipo il cane che insegue il bambino che ha fatto il disegno, oppure una grande torta, oppure una funzione religiosa. Proprio perché senza dare indicazioni non abbiamo guidato il disegno. L'idea era: questo è il mio nome e questo è il disegno, è quello che liberamente esprimo attraverso quello che ho voglia di dire. Quindi siamo partiti da lì, quindi con appunto un approccio individuale. Abbiamo poi realizzato dei fondali secondo i 4 elementi principali. Poi magari lo racconta Silvana, che è più l'autore creativo, il direttore creativo del progetto. Anche perché, appunto, è stato un lavoro proprio corale, nel senso proprio di diverse... uno dice: abbiamo lavorato con queste immagini, fotografie, ma magari non ci pensa a tutte le sfumature che ci sono dietro. Diciamo che partiamo proprio da quello che è il metodo di Che Arte, che è sempre stato quello di non andare a insegnare qualcosa ai bambini, ma è completamente diverso, è tirare fuori dai bambini e valorizzare il bambino nelle sue capacità, nelle proprie capacità creative comunque. Quindi questo è il metodo che è stato portato anche in questo caso, e utilizzando in più la fotografia è stato importantissimo.
quindi il lavoro inizialmente di disegno libero, poi il lavoro collettivo dando sempre delle indicazioni, per esempio noi abbiamo dato questo suggerimento dei fondali, il fondale con il tema legato anche ai colori, è stato fatto insieme dando sempre alcune indicazioni, più che altro diciamo indicazioni tecniche, però poi conducendo il lavoro in modo che ciascuno bambino, pur essendo 20 bambini intorno a un fondale, ognuno poteva partecipare e poi insieme guardare anche dall'alto, quindi staccandosi, non guardare proprio il proprio particolare, ma vedere come il proprio particolare veniva inserito nel totale. E quindi anche il fatto di prendere il fondale insieme, di trasportarlo, di portarlo, asciugare, anche questi piccoli passaggi sono importanti. Vediamo i bambini che sono molto contenti, ecco, anche nelle perché, immagini anche perché le fotografie qui ormai noi siamo abituati che le foto con questi selfie, cellulare, tutti ci se le fa, ma lì suppongo che una fotografia è una cosa rara, una cosa importante. Beh, per loro quando abbiamo fatto, ecco qua si vede bene il momento del lavoro insieme, la fotografia su fondale neutro, la seconda foto è stata sulla scelta di un fondale scelto dai bambini, uno dei 4, e nel frattempo noi abbiamo anche lavorato per realizzare un piccolo manufatto, un cappello, un elemento, un accessorio da indossare che ancora di più desse un'identità. Questo è stato importantissimo, per cui il secondo ritratto i bambini hanno indossato questo cappello fatto con i cartoncini, con i ritagli, con gli elementi naturali, fatto da loro, anche in questo caso con poche indicazioni, lasciando libero il bambino, lo hanno indossato e quindi ancora di più il bambino era ancora più valorizzato con il fondale fatto insieme. Quando abbiamo dato la stampa delle foto è stata una festa, perché per loro poter vedersi e soprattutto la cosa più importante è portarlo a casa. Quando abbiamo detto lo potete portare a casa, allora lì c'è stata l'esplosione. Aggiungo solo una cosa, questo è stato sì un lavoro che però abbiamo dato anche delle indicazioni per una continuità, perché noi siamo stati 2 settimane, in 2 settimane non si può fare molto, quindi con le maestre abbiamo fatto un piccolo percorso per poter continuare questo lavoro sull'identità, quindi la costruzione di un album come una carta d'identità con il nome, il cognome, poi un lavoro sulla mano, sul piede, sul ritratto, per poter continuare questo lavoro fatto attraverso sia la scrittura che il disegno. Insegnanti che mi diceva prima la Giusy che sono stati i primi ad essere formati anche a questa idea generale proprio della valorizzazione dell'individuo e dell'identità di ciascuno. Diciamo che è stato questo molto interessante, questo ragionamento che ci ha fatto Andrea Nembrini quando siamo arrivati per presentarci la scuola. Questa scuola ha un direttore ugandese e Andrea è diciamo così, il direttore didattico. Questo perché appunto bisogna considerare che questa scuola è inserita dentro uno slam dove le case sono per lo più baracche, dove appunto avere una foto significa tantissimo, perché sono case dove non ci sono oggetti, no? Quindi dove non ci sono neanche le cose per noi fondamentali. Quindi immaginiamo che cosa significhi avere una foto colorata inserita appunto in un libro che parla di te, no? Che racconta chi sei, la mia casa, la mia scuola, i miei amici, la mia faccia, eccetera. E la cosa interessante, intanto gli insegnanti hanno collaborato con noi e la ragione per cui dicevo che penso sia molto importante che il direttore della scuola sia ugandese, e ovviamente lo sono anche gli insegnanti, è perché non si può prescindere dal fatto che questa scuola così nuova e così rivoluzionaria, se vogliamo, rimane inserita in un contesto come quello di uno slam, e quindi deve esserci il modo di integrare, no, queste differenti situazioni in modo che si armonizzino, perché altrimenti è molto complicato. E così come è complicato il percorso di questi insegnanti,
che sono insegnanti che provengono da quella formazione, cioè da una formazione dove la scuola li ha abituati che i bambini si picchiano per educarli, e che quindi hanno dovuto rivedere completamente se stessi, la propria storia, la propria formazione di insegnanti, per poi arrivare oggi a dire che sono molto più contenti di vedere che i loro bambini li ascoltano, studiano e fanno quello che devono fare, non perché hanno paura, ma perché desiderano farlo. E un dato secondo me molto importante che poi ci ha raccontato invece il direttore dell'high school, questa è appunto la scuola materna e la scuola elementare, ma c'è anche un liceo legato a questo stesso progetto, e ci hanno spiegato che il 60% dei ragazzi che escono da questa scuola, che è comunque una scuola che ha dei riconoscimenti, quindi che sta funzionando bene dal punto di vista della formazione e anche dei successi scolastici, il 60% di questi ragazzi desidera fare l'insegnante, cioè desidera in qualche modo mettersi al servizio dell'educazione e offrire quanto ha imparato per sé. Ecco, restituirlo all'interno della scuola, ma anche a volte appunto divulgarlo anche, sì, anche fuori. Ecco, il tempo sta scorrendo velocemente, ma c'è un aspetto importantissimo. Tutto questo perché poi chiede anche il sostegno, la scuola è una scuola privata, come si mantiene? Tanino. Certo, la scuola ha un costo notevole perché tutti i giorni bisogna dar da mangiare a questi ragazzi e probabilmente è l'unico pasto che fanno durante un giorno, durante la giornata, e quindi attraverso ABSI e l'adozione a distanza, che è una delle cose più importanti, viene adottato un bambino e si paga una quota annuale che gli consente di andare a scuola, di dargli i vestiti, di dargli da mangiare, di pagare anche gli insegnanti, perché anche loro devono vivere. E alle famiglie viene richiesto un piccolo contributo, ma piccolissimo, per dare valore a questa cosa che i propri figli frequentano e dalle quali quando suona la campana non vogliono andare via perché continuano a giocare, perché è un posto dove si sentono accolti, sicuri, dove non c'è violenza, dove possono parlare fra di loro, giocare, ma soprattutto studiare. La cosa meravigliosa che abbiamo visto entrando nelle classi era il silenzio e il rispetto del silenzio, e quindi ascoltare gli insegnanti che chiamano i bambini con il loro nome e gli fanno leggere una frase, e vedi tutti gli altri bambini che ascoltano perché vogliono imparare, perché magari qualcuno ha più difficoltà a leggere perché non ha avuto abbastanza stimoli. Ecco, vediamo veramente che sono bambini molto puliti, vestiti molto bene, ecco, tutto in riga, ordinati. Che si vede lì in fondo è proprio Andrea Nembrini, il direttore didattico. Ecco, anche su questo aspetto qui così, ecco, pensando un po' alle scuole qui in Italia e tutto così, a me fa piacere sentirvi dire anche l'impatto, come vi è sembrato anche sul piano così umano, come li avete trovati, ecco, veramente, pensando un po' a ai ragazzi di qua che spesso vanno a scuola piangendo, non vogliono andare. Beh, lì sicuramente vanno con molta volontà e sono molto felici di frequentare. Abbiamo visto dei bambini che facevano dei percorsi per arrivare nella scuola molto accidentati, perché non ci sono le strade asfaltate, non ci sono le scale, per cui si dovevano arrampicare, perché lo slam è su una collina, questa sorta di bidonville è su una collina, e arrivare era difficoltoso. Ma i bambini anche piccolissimi, quelli della scuola materna, andavano molto felici. Colpisce anche vedere come, non so per dire, una matita ha un valore incredibile, nel senso tutto lì ha un valore, nel senso che questo è proprio, temo, la caratteristica come dire, che ha reso i nostri bambini così indifferenti, no? Il fatto che lì tutto è prezioso, tutto ha un grande valore.
Ecco, questo è importante perché poi magari anche qualche bambino ci segue, ci ascolta. È importante sentire veramente questo, che a volte dare valore alle cose che si ha, che forse lì che hanno poco stanno valorizzando. Però è anche giusto riconoscere che veramente è un dono, e dietro, io lo dico sempre ai bambini, anche quando ce li ho a catechismo, dico: ricordatevi che dietro quello che avete c'è tanto lavoro, c'è tanto sacrificio, quindi prendersi cura di questo. Infatti io ogni tanto mi hanno chiesto qualche volta di andare a raccontare nelle scuole, perché è importantissimo per i bambini che sappiano che cosa c'è oltre, no, la loro situazione, perché proprio il raccontare, far vedere o raccontare degli episodi aiuta a capire. Io dico sempre: guardate, per questi bambini il regalo più bello per un bambino è poter andare a scuola, non c'è altro, è il regalo più bello, che per noi può essere inconcepibile, invece è questo che sì, io lo so perché veramente lì poter anche frequentare la scuola è davvero l'inizio di un cambiamento personale e anche del popolo. Sì. Questa è forse anche dietro tutto quello che si fa la bellezza veramente di queste scuole. Abbiamo parlato di queste scuole proprio anche per questo motivo. Ci si chiede spesso come fare, da dove cominciare per aiutare l'Africa. Io l'ho sempre detto, deve ripartire dall'istruzione, dalla formazione. Quindi davvero questa è una cosa molto importante. Ecco, in generale, non avete visto solo scuola, penso che avete anche un pochino magari avuto l'occasione di fare un giro così in Uganda. Ecco, Giusy, cosa ti è rimasto un po' in generale di tutto questo insieme? Allora, mi è rimasto, vabbè, tantissimo, nel senso che siamo tornati da qualche tempo, ma non c'è giorno in cui non ci sia l'occasione di pensare, no? Rimane, ecco, sicuramente l'incontro con una dignità straordinaria, nel senso che sì, c'è decisamente un livello di povertà, ma non di miseria, come dire, che spaventi, oppure una privazione che renda violenti. Ecco, a noi non è mai capitato che qualcuno ci chiedesse dei soldi, non è mai capitato che di sentirci minacciati in qualche modo. Ho visto che sorridendo, cioè arrivando con questo desiderio di incontrarsi, noi abbiamo avuto una bellissima esperienza sia dal punto di vista diciamo così, dell'esperienza legata alla scuola, sia dal punto di vista dell'esperienza umana. È una città che ha, come tante città immagino, dei contrasti, no? Quindi ci sono gli slam, ce ne sono diversi, e poi contemporaneamente c'è una parte di città invece moderna che sicuramente va a una velocità diversa, ma in generale mi sentirei di dire che abbiamo incontrato della bella gente. No, hai detto tanto perché a me piace tantissimo, lo ripeto, sì, abbinare la parola miseria e dignità, sì, spesso sono parole molto distanti, ma in questo caso sono vicini, sì, sono vicini e si illuminano reciprocamente, sì, è proprio così. Perché la povertà non nuoce necessariamente alla dignità. Assolutamente. E la dignità può anche dare valore alla povertà. Sì, questo sì, per me è molto importante. Sì, sì, esatto. Ecco, Tanino? Sì, e una cosa che ha colpito anche me era che la povertà non è esibita per ottenere qualcosa. Sono stato invitato, mentre facevo delle riprese, perché il mio mestiere era riprendere con le telecamere, sono stato invitato a entrare dentro una casa di uno slam da una signora ormai ultrasettantenne, che poi mi hanno detto era andata all'ONU a parlare della condizione delle donne portatrici di AIDS, malate di AIDS, scusate, malate di AIDS, e questa donna mi ha fatto vedere cosa stava cucinando, mi ha detto vieni a vedere, e c'era questa piccola pentola per una famiglia di 5 persone in 5 metri quadri, dove giravano delle verdure, ma era felice che io la vedessi che faceva questo lavoro.
Bene. Bene, grazie. E la Silvana già ha tanti paesi dell'Africa, non solo l'Uganda, ma anche tanti, però ecco che impressione ogni volta ritornare anche in questa... Beh, il ritorno è sempre, diciamo, lo stesso, nel senso che io mi rendo conto intanto di come viviamo qua e sempre di questo non necessario, no? che ci copre di tanto, e poi a me colpisce sempre questa gioia, questa felicità, questa gioia che è un po' difficile incontrarla nel nostro quotidiano, non sempre. Mi veniva da dire tra un po' ti viene il Mar d'Africa. Può darsi, adesso vediamo quando sarà il prossimo. No, non è guaribile, è guaribile, si può portarla bene, sanamente. Sì. Portatori sani. Bene, davvero io volevo ringraziarvi tanto di quello che siete riusciti a comunicare, perché dico siete riusciti perché un'altra cosa è che delle volte non si riesce neanche a trovare le parole giuste veramente per dire quello che si prova, però con la vostra presenza penso che avete anche detto altre cose. La gioia che si vede nei vostri occhi e nei vostri cuori penso che sia il messaggio più grande, che sicuramente vi fa pensare già a un prossimo viaggio. Quindi io dico vi ringrazio e vi aspetto anche per altre opportunità e altri viaggi. Grazie. Ecco, a tutti voi che ci seguite, Missione Mondo per oggi termina qui, ci ritroviamo per la prossima puntata, mercoledì.